Buonasera, riprendiamo il collegamento anche con le altre sedi e proponiamo le domande che ci sono arrivate. Allora, da Padova c'è un dubbio. Le nuove interpretazioni considerano Homo sapiens e Neanderthalensis come sottospecie o specie distinte? Se sono specie distinte, come si spiegano gli incroci? Non possiamo dire che siano specie distinte perché ci sono incroci fertili che hanno dato luogo a discendenze numerose. Diciamo che questo ha fatto cadere, questi dati hanno fatto cadere l'idea che ci sia stata un'unica specie di Homo sapiens che poi ha colonizzato l'Europa, ha cacciato il Neanderthal, eccetera, eccetera. Cioè, dobbiamo accettare che c'è stato Neanderthal, c'è stato Homo sapiens, si sono incontrati, hanno avuto numerosi incroci, perché se no non ci sarebbe rimasto così tanto DNA dentro il nostro DNA, e quindi poi il fatto di definirle specie o non specie sarà una questione che riguarda i tassonomi, ma credo che questo sia un modo di vedere la natura, cioè la natura intendo gli organismi, è un po' vecchiotto, insomma, questo di queste specie, sottospecie, cioè, certamente è una cosa che richiede una revisione critica. Cioè, per esempio, oggi si pensa di fare una tassonomia basata sui genomi, perché è più facile capire dove stanno eventualmente gli snodi che hanno dato origine a nuove specie. Quindi l'osservazione è corretta, però non sono in grado di rispondere, insomma. Ecco, poi da Vicenza invece chiedono se può spiegare con maggior precisione in cosa consistono gli adattamenti fisiologici dell'uomo etiope e dell'himalayano. Allora, questi non sono stati accuratamente studiati, per la semplice ragione che la ricerca è cominciata, diciamo qualcosa come 20 anni fa, sugli Sherpa, con studi fisiologici. Fisiologici vuol dire misurare la pressione, il contenuto di ossigeno, eccetera, eccetera, eccetera. E non ha portato da nessuna parte, se non dimostrare che questi erano molto meglio adattati in alta quota che non ci fossero gli europei. Questo si svolgeva quando ancora non c'era nessun europeo che era andato sugli 8000 senza bombole. Poi viceversa si è cominciato a capire che c'erano anche degli europei che riuscivano a arrivare senza particolari difficoltà, per esempio Messner, tanto per intendere, no? E anche altri che andavano in alta quota con delle capacità, quindi si è capito che erano caratteristiche fisiologiche variabili tra individuo e individuo, che c'erano alcuni individui molto dotati e altri individui meno dotati. Quindi certamente gli individui europei che arrivano sugli 8000 senza bombole sono individui molto rari, non sono frequenti. Quali siano le cose di adattamento è una cosa molto difficile da stabilire, perché sicuramente riguardano l'utilizzazione di una bassa tensione di ossigeno, perché c'è meno ossigeno, da parte di tutti i tessuti. Cioè non è soltanto una cosa che riguarda, non so, il cervello o il muscolo, perché ovviamente di sangue ossigenato ne arriva poco a livello, cioè arriva sangue ma poco ossigenato a livello di tutti i tessuti. Questi non hanno più globuli rossi del normale, cosa invece che succede quando uno di noi vuole andare in alta quota, cosa fa? Fa prima un acclimatamento a 2000 metri per esempio per 2 settimane, 3 settimane, si rifornisce di ulteriori apporti di globuli rossi perché stimola l'eritropoiesi, il leggero deficit di ossigeno, e poi naturalmente ma quando torna a casa poi perde questa capacità e dovrebbe essere, se va di nuovo in alta montagna, deve rifare questo acclimatamento. Quindi non ci sono, è una cosa che sappiamo. Prima un'altra cosa è che non dipende dal metabolismo muscolare, perché il metabolismo muscolare in anaerobiosi produce acido lattico e quindi praticamente sono i famosi crampi di cui i maratoneti a un certo punto non riescono più ad andare avanti. Cioè tutto questo è una serie di cose. Adesso stanno pian piano cominciando a studiarli con una certa sistematicità. L'unica cosa certa è che gli etiopi vincono le maratone
i nepalesi, quelli appartenenti a certe etnie, che sono quelli che vivono nei villaggi in alta quota, sono capaci di portare pesi incredibili con fatica, ma senza soffrire di cose, che i bambini nascono anche in alta quota, eccetera, eccetera. Tutto questo è un dato di fatto. È un dato di fatto è che, quindi, se questo avviene per tutti gli individui di una popolazione, è chiaro che quella popolazione è adattata, altrimenti ci sarebbe una variabilità molto alta e quindi sarebbero persone che ce la fanno e persone che non ce la fanno. Insomma, questa è l'unica cosa che mi sento di dire. Un'altra domanda da Rovigo. Prego. L'argomento è stato interessante, spesso ci capita che qualche ragazzo di terza media ci chieda come hanno avuto origine gli organismi, per evoluzione, creazione o altro. Come dobbiamo rispondere? Diciamo, rispondere che gli unici dati che noi possiamo avere sono quelli derivanti dallo studio dell'evoluzione. Sulla creazione non possiamo dire assolutamente niente, perché come facciamo a accertare che ci sia stata la creazione? La creazione è un atto di fede, non è una cosa cui si possa dimostrare l'esistenza o la non esistenza. Quindi non è come si può dire, non è una domanda scientifica. Ecco, tutto qua. Cioè è una domanda a cui non si può rispondere, cioè, se uno ci vuole credere ci crede, ma può credere a qualsiasi altra cosa, insomma, ma l'insegnante di scienze è, diciamo, titolato a spiegare quelle che sono le conoscenze attualmente disponibili e che indicano, per esempio, le cose di cui abbiamo parlato oggi. Certamente, anche queste cose che ho detto oggi sono cose molto problematiche. Per me lo sono certamente, cioè pensare che è caduto il tabù dell'unicità della specie umana è un dato importante, insomma, no? Pensare che noi abbiamo probabilmente mutuato da Neanderthal non soltanto alcuni geni, ma forse anche tecniche, ma forse anche qualcos'altro. Cioè, voglio dire che il nostro adattamento ai climi freddi è derivato verosimilmente da una trasmissione in parte genetica, in parte culturale, dell'adattamento al freddo che avevano i Neanderthal. Questa è una cosa, sì, lasciamo perdere Denisova, che è una cosa ancora oggetto di studio, ma sono cose serie, cioè pensare che c'erano almeno quattro tipi umani e che ragionavano come noi e che facevano le stesse cose che facciamo noi, cioè non le stesse cose oggi, ma che erano in grado di usare le mani, che usare il cervello, di andare a caccia, di fare tutte queste cose, di usare la pietra, eccetera. Se pensate che ormai sembra accertato che un femore di avvoltoio che è stato trovato, non mi ricordo dove, insomma, di Neanderthal, ha i buchi come un flauto e ha la spaziatura tra i buchi che è esattamente quella delle note e che suona. Questo cosa vuol dire? Che il Neanderthal sapeva usare questa cosa. Per cosa lo usasse non si sa, forse per il richiamo degli uccelli, ma può anche darsi che facesse musica, che non sappiamo niente di questo, non siamo in grado di indagare. Ma voglio dire, insomma, non erano dei bestioni, ecco, non erano degli scimpanzé, erano degli umani, insomma. Ecco, allora il discorso si fa interessante, insomma, no? Mi pare. Vabbè. Ultimo scusate, da Verona. Bene. Come rispondere a un ragazzo delle medie riguardo al rapporto tra scienza e fede? Un po' abbiamo già detto, direi abbiamo già risposto. No, comunque diciamo rispetto assoluto per la fede, che è un ambito in cui la scienza non dice niente, non può dire niente, non ha niente a che fare. Ecco, perché la scienza si basa sulla possibilità di analizzare qualcosa sulla base delle caratteristiche chimiche e fisiche, quindi misura. Ecco, non si può misurare la fede, non si può misurare ciò in cui uno crede. Fede, insomma, fede, no? E poi un'altra domanda. L'aumento della popolazione mondiale dovuto al miglioramento delle condizioni umane, che effetto ha sulla biodiversità? È effettivamente positivo? No, certamente c'è sempre più diversità
è la distruzione, perché basta pensare cosa è avvenuto in agricoltura, tutte le grandi distese in monoculture vuol dire che hanno distrutto la biodiversità. Quindi ma lo stesso vale per quanto riguarda la pesca intensiva, vale per tutte le cose, cioè quando l'uomo ha trovato il modo di approvvigionarsi di animali o di vegetali, l'ha fatto, e adesso naturalmente con la diffusione sia di tecniche diciamo molto sofisticate, no? Per dire, spargere i pesticidi con gli aerei, eccetera, eccetera. Insomma, ci sono ormai la coltivazione delle sementi OGM, di tutto, insomma c'è tutta una serie di tecnologie che ovviamente soffocano la biodiversità. Ma basta pensare che le sementi che chi vuole seminare un orto dovrebbe comprarle come si chiama, al consorzio agrario, perché è vietato alla legge farsi le sementi in casa e utilizzarle per il proprio uso, neanche fosse cannabis, insomma, no? Sono sementi di pomodoro, sementi di cosa. La gente per fortuna non ci bada, ma insomma, perché le varietà che uno aveva selezionato se le tiene care, eccetera, ma teoricamente dovrebbero essere certificate e quindi si dovrebbe usare tutti quanti sementi certificate. Vabbè, insomma, lasciamo perdere. Va bene, basta, allora chiudiamo così. Io vi ringrazio della pazienza e passo la parola alla professoressa Zanetti, a cui cedo anche il posto. Buonasera a tutti. Io logicamente vi proporrò una proposta didattica, come l'altra volta, cioè passiamo dai contenuti importantissimi, interessantissimi che ha esposto il professor Danieli a un pochino, vediamo, la realtà nostra della scuola. E il tema che mi era stato proposto era l'evoluzione biologica e quindi, scusate, qui, ok. Come al solito, prima di creare, diciamo così, prima di stilare un intervento didattico, come sapete io mi pongo sempre la domanda a cosa devo mirare, cosa devo sviluppare nei ragazzi e vado a vedere se rientro come al solito all'interno delle indicazioni di quello che mi si chiede di fare. Allora, tra i traguardi qui dello sviluppo delle competenze al termine della secondaria abbiamo come al solito dei traguardi che comportano, come vedete, il metodo di indagine, come al solito, no? È sempre quello che si richiede. L'altro traguardo è anche la capacità di sviluppare semplici schematizzazioni e modellizzazioni, cioè una capacità, diremo qui, quasi di sintesi, no? E di modellizzazione. E qui va bene, il terzo punto è quello lì che riguarda proprio la tematica che andremo a sviluppare, perché parla appunto della complessità dei sistemi viventi e della loro evoluzione nel tempo, eccetera. Qui logicamente c'è anche riconoscere nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, eccetera, eccetera. Perciò qui si riferisce probabilmente non solo al percorso evolutivo degli organismi, ma anche alla classificazione e allo studio dei vari gruppi. E ho riportato anche questi, gli obiettivi di apprendimento finale, e qui abbiamo sempre per biologia il riferimento alle grandi classificazioni, al riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel tempo le trasformazioni dell'ambiente fisico, la successione e l'evoluzione delle specie, eccetera.
Vi ho riportato questo perché adesso lo ritroveremo in quello che vi propongo. Altra cosa, ultima, si richiede per lo svolgimento dell'attività di indagine che vengano quantomeno fatte rientrare all'interno di ogni attività alcune fasi che sono significative. Sono tutte queste, logicamente, quelle che comportano il metodo di indagine, l'abbiamo già visto. Non è detto che noi ogni volta dobbiamo farle rientrare, no? Con alcuni interventi magari potremo sviluppare maggiormente la capacità di osservazione e problematizzazione, in altre, come abbiamo visto anche l'altra volta, la raccolta dati o la formulazione delle conclusioni dei dati che ho ottenuto, che mi vengono riportati. Quindi almeno alcune fasi dovrebbero ogni volta rientrare nei lavori che facciamo, più che altro perché dobbiamo cercare di sviluppare le competenze dei ragazzi per quanto riguardano queste fasi del metodo di indagine. Ecco, una cosa importante della quale non abbiamo parlato l'altra volta è che imparare scienza non significa soltanto utilizzare o manipolare oggetti, abbiamo visto, non significa anche soltanto analizzare dati, trarre delle conclusioni, ma significa anche ragionare, comunicare e scrivere sia per sé che per gli altri, e questo avviene normalmente nella scienza e nelle ricerche scientifiche. Questa volta introduco uno strumento didattico che conoscete bene e che invece i nostri amici francesi del progetto Le Mains à la Pâte hanno chiamato il quaderno delle esperienze, però insomma praticamente è il quaderno di scienze che noi abbiamo sempre utilizzato, però magari loro ci propongono di utilizzarlo in modo più sistematico e un pochino più strutturato. Perché è importante avere questo documento scritto? Perché giustamente gli studenti dovrebbero, dico io, ragionare sull'attività che viene svolta, discuterla in modo approfondito con gli altri e documentarla. E perché questo favorisce cosa? Favorisce che le idee, le congetture degli studenti, le ipotesi, la progettazione di un'indagine e le relative conclusioni debbano essere esplicitate, cioè quello lì che io penso, che io ipotizzo, deve essere esplicitato, ma molto spesso non c'è il tempo in classe, no? Oppure facciamo una domanda a tutta la classe, loro rispondono tutti in gruppo, oppure risponde solamente uno o due perché sono più bravi a parlare, il timido non parla, e quindi quel lavoro di formulazione di ipotesi rimane a metà, oppure rimane sommerso, oppure non è corretto, nel senso che le ipotesi che dopo andiamo a scrivere alla lavagna non sono state formulate da tutti, cioè nessuno ha fatto quel tipo di esercizio e ha avuto la possibilità di sviluppare questa capacità. E poi non solo vanno esplicitate, vanno condivise. Perché è importante la condivisione? La condivisione, lo vediamo, è importante anche tra noi adulti. Se io parlo solo a me stessa, dove posso avere la conferma che quello che dico è ragionevole, no? Io devo avere per forza il confronto con le altre persone, per poter anche avvalorare quello che io sto dicendo o pensando. E discusse sia oralmente che per iscritto. Tutti sappiamo che quando scriviamo noi cominciamo a mettere ordine alle nostre idee, siamo costretti a mettere ordine alle nostre idee, quindi riflettiamo ancora ulteriormente, non solo, ma apprendiamo ancora di più. Penso che sia successo a tutti voi come è successo a me, che quando scrivo qualcosa, scrivo un lavoro, un capitolo, oppure scrivo una lezione, eccetera, è il momento di riflessione, perché è nella scrittura che io intanto mi sforzo di più per comprendere, analizzare, approfondire, ma anche mi accorgo delle volte se sbaglio oppure se qualcosa non va. Quindi il quaderno delle esperienze, viene detto, è
costituisce il supporto scritto ed è il riflesso del percorso dello studente, perché è un quaderno che lo accompagna durante tutto l'anno, logicamente, volendo anche 3 anni. Racconta le attività scientifiche praticate in classe sotto forma di scritti personali e collettivi, vedremo come. È uno strumento didattico per apprendere le scienze, i concetti, per apprendere a fare scienza, cioè l'attività investigativa, e per apprendere anche la lingua. È sicuramente un supporto utile per lo sviluppo della lingua. Quindi è un mediatore didattico perché rende lo studente partecipe in prima persona nella costruzione della propria conoscenza. La struttura è semplice, esiste una parte personale dove scrive il ragazzo da solo o la ragazza e una parte collettiva. Alcuni come fanno a distinguere? Io ho visto alcuni mettono, non so, le pagine colorate in modo diverso. Le pagine gialle sono quelle lì personali, le pagine bianche sono quelle collettive. Oppure le pagine normali sono quelle personali, poi quelle collettive magari tante volte gli insegnanti danno delle fotocopie e le fanno incollare sulla... Insomma, ognuno sceglie un pochino la propria strategia insegnante, l'importante è che c'è una parte personale dove il ragazzo scrive solo per se stesso e normalmente è la parte dove formula le proprie ipotesi e anche le modalità per andarle a verificare, oppure scrive le proprie osservazioni, oppure come ha realizzato lui l'esperimento. Nella parte personale bisogna lasciarli liberi nella scrittura, cioè devono scrivere con le proprie parole, perché è il ragazzo che scrive per sé e quindi dopo deve anche ritrovarsi e comprendersi. E anche perché serve per prendere appunti e anche per spiegare un pochino le proprie idee. E in questo caso la scrittura personale serve come punto di partenza per l'elaborazione di un sapere collettivo, cioè il momento, diciamo, che precede poi la condivisione con gli altri. Può essere fatta in classe, può essere fatta a casa, volendo. Io solitamente la facevo fare in classe, facevo precedere questa parte scritta durante l'attività di indagine, facevo sempre precedere la parte scritta all'attività dopo operativa. Addirittura la separavo di una lezione, perché così avevo tempo di raccogliere i quaderni e verificare le ipotesi come avevano lavorato i ragazzi e del gruppo e poi cioè mi serve anche come momento di valutazione, poi lo ridavo e facevo la volta dopo la parte diciamo di laboratorio. E la parte collettiva logicamente riunisce gli scritti socialmente condivisi che sono gli esiti delle fasi di riepilogo o di sintesi e costituisce il sapere da trattenere. È il momento che si concettualizza, non solo comunque, è il momento anche dove si discute in gruppo le ipotesi di ognuno, si impara un pochino a confrontarsi, si impara a valorare, a sostenere le proprie idee, quindi si impara ad argomentare, no? Si spiega il perché, io farei così, tu faresti in quell'altro modo, e poi c'è il momento anche della mediazione. È un momento difficile, lo ammetto, quello della mediazione, perché i ragazzini, soprattutto in prima, tendono a dire no, io voglio fare come dico io, quello mi dice, eccetera. È un momento difficile, però dopo alla fine, se l'insegnante si impone, è il momento della mediazione, perché la mediazione è la posizione del gruppo, è quello che decide il gruppo. Logicamente il linguaggio è diverso nella parte collettiva, cioè qui si devono stare attenti a come si esprimono. Il linguaggio deve essere meno ambiguo, logicamente. Perché deve essere meno ambiguo? Perché gli altri devono comprendere bene l'intenzione del gruppo e obbediscono a regole di ortografia e sintassi più severe di quelle della scrittura personale. Ecco, il fatto del linguaggio che deve essere non ambiguo è interessante anche in matematica. Noi abbiamo matematica e scienze quando
io insegnavo, no? Penso anche voi insegnate sia. Il linguaggio poi in matematica deve essere ancora più rigoroso e perfetto. È chiaro che i ragazzini non ne comprendono subito la necessità, non comprendono la necessità di essere precisi nel linguaggio e non è che lo apprendono semplicemente con la nostra imposizione, se noi diciamo no, guarda, deve essere fatto così e basta. Anche qui mettendoli molto spesso in situazioni di assurdo, no? Cioè quando loro spiegano, far finta di non capire o far notare loro che io capisco una cosa completamente diversa e non si va avanti finché tu non mi fai comprendere. Ecco, questa qui io avevo trovato che era una tecnica che funzionava abbastanza bene, cioè se le prime volte i gruppi non si fanno capire, magari l'insegnante ci gioca un po' su, piano piano loro staranno sempre più attenti nel modo con cui si esprimono e nel linguaggio che utilizzano. Non devono scrivere grandi romanzi, bastano poche righe, logicamente loro non amano scrivere, sintetici, ma quelle poche righe devono sapere esprimere in modo diretto e chiaro quello che vogliono. Questo è un esempio, uno dei tanti esempi di schede che davano. Vedete, loro dividono proprio per problemi, ipotesi, esperienza, risultati, esperienza, conclusioni, e c'è sia quello che io cerco e nella parte personale quello che penso di fare, quello che propongo, cosa voglio verificare, e nella parte collettiva poi semplicemente al plurale quello che noi vogliamo fare, eccetera. E, logicamente che funzioni ha questo strumento didattico? Intanto aiuta lo studente a ricordare ciò che ha visto che ha fatto. Logicamente lo studente va stimolato a rivedere le cose che ha fatto e riviste. A volte può essere stimolato semplicemente chiedendogli come test di andare a rivedere un esperimento, facendole delle domande sulle varie fasi. Io delle volte lo facevo, gli lasciavo il quaderno, facevo un piccolo test su questo e loro erano costretti ad andare a vedere e rivedere, perché molto spesso nelle loro indagini le fanno al momento, poi può diventare un gioco per loro, un laboratorio, un'attività operativa, mentre è bene che assimilino il tutto. Questo quaderno può seguire l'allievo nel corso di 1 anno, di 2, anche di 3, e può essere una memoria. Può essere una memoria per lui anche per vedere qual è stato il suo percorso, cioè come era all'inizio, come pian piano è cresciuto, come è migliorato, le conoscenze che ha raggiunto e che ha acquisito. Ed è appunto testimone del progresso dello studente, riflesso delle sue prove e dei suoi errori. Cioè può essere un momento di autovalutazione anche questo qui e può favorire la metacognizione. Aiuta lo studente a strutturare il proprio pensiero, abbiamo visto perché, abbiamo già detto che il fatto di domandare agli studenti prima della sperimentazione delle previsioni, spiegando le ragioni delle loro suggestioni, li costringe a domandarsi perché hanno fatto quelle previsioni, quali sono gli elementi che loro sembrano pertinenti, eccetera. Passando alla forma scritta, il bambino è portato a elaborare il suo rapporto con l'esperienza, a decentrare il proprio punto di vista, anche questo importante, a oggettivare le sue rappresentazioni, a trovare le parole migliori affinché possa essere compreso dagli altri, quello che dicevamo prima. Aiuta lo studente a acquisire linguaggio tecnico e nuovi vocaboli. Qui dobbiamo noi pian piano introdurli chiaramente, no? Dobbiamo aiutarli a introdurli. Permette agli studenti che parlano poco o non parlano affatto finalmente di esporre la propria idea, ad effettuare delle sintesi, a sviluppare capacità argomentative. Cioè quando un ragazzo in gruppo impara pian piano a portare fatti, no? A favore delle proprie ipotesi e cercare di valorizzarle. Questo è imparare e argomentare. Cioè io ho detto questo per questa e questa tale ragione, la mia idea è buona per questa e questa tale ragione.
e poi logicamente ad apprendere le scienze e a fare scienze. Anche l'insegnante però può essere aiutato da questo strumento, uno strumento didattico anche per l'insegnante. Intanto, controllandolo ogni tanto, può monitorare il processo d'apprendimento, intervenire in caso di difficoltà e modificare il proprio progetto didattico. E può essere anche uno strumento di comunicazione con i genitori, anche con le altre classi, perché so che alcuni insegnanti le hanno scambiate nelle stesse attività tra le classi. E può essere uno strumento valutativo dell'insegnante, eccetera. A me può servire come per valutare anche tutto quanto, non solo il percorso, ma di volta in volta, come ha lavorato il ragazzo. Alcuni esempi che riporto sempre qui vi ho portato il link di Le Mains la Pâte, progetto francese, che ormai è da tantissimi anni che funziona. Ad esempio, certi insegnanti chiedono agli studenti di autocorreggersi, altri domandano agli alunni di scambiare il proprio quaderno con un compagno che potrà notare le proprie correzioni e riferire spiegando ciò che ha compreso. In Italia non si può fare, è difficilissimo questo. Far scambiare i ragazzi il proprio quaderno ci vuole veramente una serietà che ai nostri è molto difficile. Altri visualizzano in modo permanente termini nuovi utili per il lavoro, alcuni fanno confrontare quaderni per favorire il dibattito nel gruppo, va bene, un glossario nel proprio quaderno. Comunque, se volete approfondire, il sito è quello, ma noi andremo a vedere come utilizzarlo in questa attività. Allora, normalmente è nella classe terza che vengono trattate le teorie evoluzionistiche e l'origine della specie, cioè non evoluzione. L'evoluzione è un fenomeno complesso che non può essere spiegato in una lezione, in 2 lezioni, in un anno, ma va preparato e va pian piano sviluppato nel corso del triennio. In terza, è vero, si parla di teorie evoluzionistiche, però per affrontare l'argomento, quantomeno in una terza, dovrebbe essere chiaro il concetto di specie, si dovrebbero conoscere i fossili, sapere la differenza tra organi omologhi ed analoghi, conoscere un po' lo sviluppo embrionale e la mutazione genica. Ecco, mutazione genica potrebbe non esserci, si parla di variabilità, ma quando si parla delle prove a sostegno della teoria evoluzionistica dardiniana si parla proprio di fossili, anatomia comparata, sviluppo embrionale, poi c'è tutta la parte della sintesi di proteine, eccetera. Quindi io ho pensato che fin dalla classe prima in realtà bisognerebbe introdurre certi concetti, anzi vanno introdotti, no? Il concetto di specie, si parla di fossili, eccetera. Ecco, un argomento che mi permetteva di poter già entrare in questi ambiti e di poter già parlare di specie, fossili, eccetera, era la classificazione degli animali. Anche perché, come diceva il professor Danieli, ormai tutto è vista sotto un aspetto evoluzionistico, no? Quindi anche adesso anche la classificazione degli organismi in realtà segue un pochino, viene fatta attraverso ormai i genomi, anche quella. E per i ragazzi è difficile comprendere questa, perciò si può ancora seguire la vecchia suddivisione in domini, regni, eccetera. Però si utilizza anche per la classificazione il concetto dell'anatomia comparata, organi omologhi, analoghi, lo sviluppo embrionale, eccetera, vedremo. Allora, cominciamo. Allora, ai ragazzi possiamo proporre un po' di figure e dire cominciamo a fare un po' d'ordine. Scelgo gli animali perché? Perché sono quelli più conosciuti, per loro sono una cosa concreta, ecco, le piante per loro non lo sono meno che meno se andavo a scegliere, non so, le meduse, cioè celenterati, roba così. Allora, qui un bel insieme di tutto, facciamo un po' d'ordine.
Io una volta l'ho fatto al computer, l'ho fatto mettere in cartelline, però insomma si possono scegliere varie tecniche. Allora, quaderno delle esperienze, parte personale. Come raggrupperesti gli animali riprodotti nelle immagini? Spiega il criterio che hai utilizzato. Allora, poi metto la nota dell'insegnante, è il momento di introdurre, penso che conoscano già cosa significa criterio, perché in matematica è stato fatto con la classificazione, possiamo fargli usare diagrammi di Venn, possiamo fargli fare il grafo d'albero come volete, e il concetto di criterio va rinforzato anche qua, il concetto di classe già viene fuori. Allora, introdurre o rinforzare il concetto di criterio e di classe. E logicamente dopo che l'ha fatto ognuno si mettono in gruppo e c'è una parte collettiva. Qui dovranno un momentino confrontarsi e dire guarda, io l'ho fatto così, ma io invece io così. A questo punto dovrebbe nascere una discussione su quale criterio è più, diciamo, utile per raggruppare questi animali o più adatto. E alla fine trovarne in gruppo e anche qui spiegare il perché della scelta. Solita socializzazione delle risposte di gruppi e discussioni. Allora, si può vedere con la classe, confrontando i risultati dei vari gruppi, notate delle differenze nella composizione degli insiemi di animali, se sì a cosa sono dovute secondo voi queste differenze, secondo voi esistono dei criteri per classificare gli animali che sono migliori di altri e perché? Allora, possibili problematiche che possono emergere e normalmente vengono raggruppati in base all'ambiente dove vivono. Questa è un po' una generalità. Chi vive in acqua, chi vive in aria, e qui può già venire fuori la problematica, no? Degli organi analoghi e omologhi. Oppure raggruppati in base alla forma. Delfino sembra un pesce ma non lo è. Il concetto qui sarà da sviluppare il concetto di parentela, di famiglia e di specie. Allora, perché alcuni appunto metteranno assieme dove c'è l'ambiente e quindi possono mettere assieme uccelli e farfalle, faccio un esempio, no? Gli altri invece con la forma, appunto, delfino, trota. Quindi qui bisogna spiegare a loro, intanto, loro hanno usato dei criteri e di classificazione, che sono criteri che vanno bene per classificare qualsiasi oggetto, no? Potrebbe essere un criterio, io classifico. Però per classificare in biologia bisogna seguire delle regole e qui bisogna che le diamo noi. Cioè va bene la regola è uguale a, ok? E in questo caso che vale per classificare qualsiasi oggetto, no? Però non è l'unica, dicevo, per i materiali biologici. Per questa occorre anche la relazione di somiglianza, perché la relazione assomiglia a, richiama il concetto di parentela ed è su questa base che i viventi sono stati classificati. Quindi sì, in biologia si applicano due differenti regole. È uguale a diverso a. La prima regola, questa, è usando questo criterio si costruiscono insiemi che si chiamano specie, le classi specie. E simile ai parente a, applicando a questo criterio si costruiscono insiemi detti famiglie. E quindi già qui vediamo che la classificazione in biologia è un riepilogo un pochino della storia degli esseri viventi, perché racconta, cioè mette in evidenza i legami di parentela tra i viventi. Quindi ci sono dei legami di parentela. Poi un'altra cosa importante da dire ai ragazzi è che la classificazione scientifica considera l'aspetto esteriore degli organismi, certo, però dà molta importanza soprattutto al piano organizzativo, non chiamiamolo così, diciamo alla struttura interna, alla struttura dell'organismo, alle strutture anatomiche interne e ai caratteri che compaiono molto presto nella fase embrionale. Questo non glielo possiamo dire in prima, ok?
lo metto qui per noi. Allora, 4 sono i mezzi a disposizione degli insegnanti per determinare le relazioni di parentela. Allora, l'anatomia comparata, cioè il confronto tra organi e di organismi di specie diverse. E qui possiamo già prendere un esempio magari di quelli che hanno messo la farfalla con l'uccello, parlare già di organi analoghi e poi di organi omologhi, cioè già fare questa distinzione, e abbiamo l'occasione per spiegarlo. E qui lo sviluppo dell'embrione no, è qui solamente questa per ora, perché dopo abbiamo anche le prove di affinità biochimiche, va bene, quello non si fa. Allora, è importante dire che non solo nella classificazione si guarda l'aspetto esterno, la forma, ma anche la struttura, logicamente, dell'organismo. Esistono organi analoghi e organi omologhi. Allora, un esercizio che si può far fare. Allora, cerchiamo le parentele del delfino. Ormai sanno che bisogna guardare non solo la forma esterna, ma anche vedere la struttura interna. Sanno quali sono gli organi omologhi e quali sono gli organi analoghi. Cerchiamo le parentele del delfino. Secondo te è più simile ad una trota o ad una talpa? Perché? Esponi le tue osservazioni e spiega con degli esempi le tue affermazioni. Allora qui logicamente abbiamo l'aspetto esteriore che porta a una somiglianza, mentre la struttura interna è evidente che è più vicino alla talpa. Possiamo in seguito chiedergli di notare se ci sono degli organi, individuare gli organi analoghi e gli organi omologhi. Possiamo fargli questo esercizio. Ecco, questo qui potremmo chiamarlo a caccia di parentele, potremmo dargliene anche altri, anche diversi. Ad esempio la salamandra, che potrebbe sembrare un rettile, ad esempio un anfibio. Cioè potremmo costruirne un pochino di queste, no? Per intanto fargli capire questa differenza. Ora, dopo di che logicamente come al solito lavoro in gruppo, socializzazione e discussione. Qui si può rinforzare, come dicevo, il concetto di organi omologhi, di piano organizzativo, cioè di strutture interne, e anche di specie. Si può anche introdurre, dopo una serie di queste esercitazioni, la classificazione degli organismi secondo i domini e i regni. Se vogliamo, possiamo già fargli notare, ad esempio, che comunque la trota e la talpa e il delfino avevano già la corda, cioè la colonna vertebrale. Cioè, si può continuare, secondo me, in vari modi. Si può introdurre la classificazione come ci si può un pochino affermare. Io introdurrei un po' di classificazione degli organismi, che è bene averla e che la sappiano. A questo punto, che si è parlato un pochino della classificazione, cioè si è messo un po' di ordine tra gli animali, chiamiamolo così, abbiamo visto un po' di parentele, possiamo anche chiederci: gli animali hanno sempre mantenuto lo stesso aspetto o sono cambiati nel corso delle epoche storiche? Anche qui, prima parte personale del quaderno dell'esperienza e poi quella collettiva, socializzazione delle risposte ai gruppi e discussione. Qui sicuramente verrà fuori cosa? Ditelo voi, cosa diranno i ragazzi? Loro sanno tutti che esistono i fossili. Alla scuola elementare ci lavorano, no? Ci hanno lavorato tanti, so che ci lavorano, li hanno visti, eccetera. Quindi sicuramente verrà fuori questo. L'unica cosa è che io non mi fermerei agli animali, ma comincerei anche con le piante. E le piante hanno sempre mantenuto il loro aspetto attuale, e le montagne, e i fiumi, e i laghi, perché è tutto un mondo che muta e che evolve. E perciò qui, secondo me, cominciano in questo modo a apprendere proprio il concetto di cambiamento e di evoluzione nel tempo. Io dopo mi sono fermata qua perché qui potreste prendere varie vie.
ripeto, o continuare con la classificazione degli animali, parlando però, io lo metterei, parlare dei fossili, oppure potreste partire anche con la classificazione delle piante, potreste partire con l'ambiente, anche con l'ambiente, cioè con il vedere il suolo, come evolve, la funzione dell'acqua, dell'aria, eccetera. Diciamo che è un buon punto di partenza per svolgere un po' il programma generale di una classe prima. Se poi andiamo a studiare proprio la classificazione degli organismi, magari prendendo solamente gli animali, anche qua è interessante come la si tratta. Una volta individuate le funzioni primarie per la sopravvivenza e le strutture che ne permettono lo svolgersi, faccio un esempio, scambio di gas, nutrizione, circolazione, eccetera, e ogni volta puntare l'occhio lì su quello. Allora, in questo gruppo, in questo modo si procura un'energia e la struttura è fatta in questo modo, in questo gruppo lo stesso. Anche lì si vede una evoluzione verso la complessità, ed è importante anche quello lì è preparatorio secondo me per poi quando in terza si vuol parlare di teorie evolutive. Ecco, l'utilizzo del quaderno sarebbe importante, mi rendo conto che non potete farlo sempre, però magari in un'unità, in un lavoro, io lo farei. Oppure ci dedicherei sempre un po' di tempo, anche perché è molto utile, ripeto, sia per il ragazzo per rivedere il suo lavoro, sia per l'insegnante per vedere come il ragazzo ha lavorato senza fare tanti test di scienze. Io mi fermo qui, sono stata breve, ma ne parliamo casomai. Aspettiamo le domande, sì, allora sì. Togliamo l'audio. Allora, sospendiamo l'audio e attendiamo le domande, grazie. Difficile. Ecco, abbiamo ripreso il collegamento e riporto uno spunto che viene da Padova. Ringraziano per la chiarezza e l'interessante contributo dei relatori e c'è però una perplessità in riferimento alla considerazione sulle variazioni di laghi, montagne e così via, lontana a loro avviso per gli alunni dal concetto di evoluzione biologica e forse fuorviante, lascia in sospeso la frase. Quindi... Scusa. No, io penso che se è un concetto di trasformazione va fatto a tutto tondo, insomma, cioè si porta avanti anche quello lì. Mi pareva l'avesse già accennato anche l'altro anno. Sì, posso accennare una cosa interessante che vale proprio questa cosa delle trasformazioni. Cioè, la teoria evoluzionistica è stata sempre combattuta. Allora, curiosamente è nata nello stesso momento la teoria della deriva dei continenti. No? Anche quella è una teoria in cui la trasformazione non riguarda il biologico, ma riguarda la forma dei continenti, eccetera, eccetera. È avvenuta anche quella nel tempo, è cambiata, perché la teoria dei continenti non è la teoria originale di Wegener, è modificata, così come la teoria evoluzionistica non è quella originaria, ma si è modificata. È esattamente lo stesso. Nessuno ha fatto le crociate contro la teoria della deriva dei continenti. Nessuno ha fatto della deriva dei continenti una cosa da demonizzare, neanche negli Stati Uniti, dove invece hanno aperto enormi cose contro la teoria dell'evoluzione. Allora, la teoria dell'evoluzione non è nient'altro che l'analisi di una registrazione di modificazioni avvenute nel tempo. E questo è stata anche la deriva dei continenti, l'analisi della registrazione di modificazioni avvenute nel tempo. E quindi non trovo che ci sia molta distanza tra queste due cose. Concettualmente sono esattamente la stessa, non dico la stessa cosa, perché sono riguardano oggetti, ambiti di studio diversi, ma che i ragazzi si abituino a considerare, a guardare con interesse la modificazione e non la fissità, è un modo per interpretare la realtà molto più produttivo,
perché loro vivranno in una realtà che si modifica. Uno può fare l'evoluzione dei telefonini se volete, perché tanto loro anche quello va bene. Come sono modificati i telefonini negli ultimi 20 anni? Dai telefononi che sembravano degli apparecchi telefonici, quelli da appendere al muro, fino agli smartphone. Questo è un modo di fare, insomma, abituarli al fatto che le cose cambiano, ma cambiano, allora analizzare perché cambiano, per quale ragione i telefonini hanno cambiato la loro funzione, ormai non sono più telefonini ma sono qualcos'altro che telefona, che fa anche le telefonate di tanto in tanto. Ecco. Cioè, tutto questo può essere utile se si deve introdurre il concetto della modificazione e della variabilità. Anche i telefonini sono variabili, anche quelli della stessa fascia sono molto variabili. E se uno va a vedere a monte troverà che a un certo punto è nata un'opzione interessante e poi è stata copiata da tutti gli altri. Ecco. Che è esattamente la stessa regola che succede per quanto riguarda l'evoluzione biologica. Poi c'è un commento da Verona e poi anche un'altra. Allora, dicono che è molto utile la presentazione del quaderno delle esperienze strutturato nella parte personale e collettiva, che è uno strumento didattico efficace, e quindi sono d'accordo e ringraziano. Poi invece da Rovigo dicono: i testi non ci danno sempre una mano su argomenti legati alla didattica delle scienze, soprattutto nella forma laboratoriale. Spesso integriamo con ricerche personali. Quindi... sì, ma il testo scolastico non dovrebbe più di tanto dare indicazioni a livello didattico. Il testo scolastico deve essere sottile, leggero, dare informazioni su tutto. È semplicemente uno dei tanti strumenti del quale può avvalersi l'insegnante. Per quanto riguarda la didattica, l'unica cosa da fare è appunto fare delle ricerche in internet, entrare nei forum di insegnanti, l'unica è fare quella, cioè fare ricerche in internet, prendere un po' di idee di qui, un po' di idee là, scusate, e dopo adattarla alla propria scolaresca. No, ma ci sono comunque dei siti, c'è l'associazione l'ANIS, che è l'Associazione Nazionale di Insegnanti di Scienze. Se andate nel sito trovate sempre, insomma, delle indicazioni, delle idee. Poi potete andare all'Accademia dei Lincei, e la sezione credo anche qui per le scuole, si trovano dei link. Per quanto riguarda, ho già detto, quelle lì straniere, avete le Malapat, che ve l'ho dato io, poi ce ne sono tedesche se volete, e inglese, però io penso che se andate semplicemente al link dell'Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze, l'ANISN, quello lì nazionale, lì trovate tutte possibili indicazioni e link per quanto riguarda attività di tipo didattico. No, libri di testo sono delle sintesi, dei sommari, insomma, danno solamente degli input, possono servire per fissare certi concetti, per fare gli esercizi, per ripassare, ma non sono degli strumenti didattici, assolutamente. Sì, se posso aggiungere, anch'io avevo pensato di dare anche delle indicazioni di qualche riferimento, però facendo attenzione che di tutte queste cose che ci sono in rete, eccetera, eccetera, bisogna che poi l'insegnante valuti lui come proporle, perché è la sua esperienza che vale di più di quello che è stato detto in Germania. Certo, si possono tirare fuori delle buone cose, ma adattandole personalmente alla situazione. Voglio dire, se per esempio c'è un modo di fare didattica che richiede che ognuno abbia il computer, che ognuno abbia, e non c'è, non è che uno deve rinunciare a insegnare, deve fare qualcosa di diverso, ecco, deve pensare come fare. Quindi non si può tradurre direttamente, cioè fotocopiare quello che è stato fatto in Germania o negli Stati Uniti o in Gran Bretagna e portarlo a scuola. Uno bisogna che si dia un'occhiata che cosa si può fare, che cosa non si può fare, e magari, come d'altra parte è stato detto l'anno scorso, costruire un curriculum, cioè la serie, in modo tale da attaccarci i pezzi, che è esattamente quello che stiamo facendo noi qui. L'anno scorso abbiamo fatto dei pezzi, quest'anno abbiamo fatto altri pezzi. Se voi andate a prendere, per esempio, questo che è stato detto oggi, vale come
presupposto di quello che è stato fatto, che è il prima evoluzione 1 dell'anno scorso. E quello che è stato fatto di evoluzione quest'anno è evoluzione 2 che segue quello dell'anno scorso. E poi ne attaccheremo degli altri, ma cioè sono dei pezzi che si attaccano logicamente uno all'altro. E l'insegnante fa lo stesso, prende di qua, prende di là e mette insieme una serie che abbia un senso didattico e che si possa fare, cioè si possa fare in classe. Certo non è una cosa che possiamo risolvere noi con la bacchettina magica, non esiste. D'altra parte abbiamo sempre detto, non è che noi possiamo insegnare e insegnare, ce ne guardiamo bene, possiamo riflettere insieme sull'insegnamento delle scienze e vedere di tirare fuori qualcosa che possa essere da una parte delle cose interessanti che magari non ci sono sui libri di scuola e d'altra parte altre cose che viceversa varrebbe la pena di risistemare in un certo modo, concettualmente intendo. Va bene. Basta, no, da Vicenza salutano, ringraziano, dicono che gli interventi sono stati costruttivi e interessanti. Anche noi ringraziamo, salutiamo tutti, ringraziamo ancora quelli che sono nelle sedi distaccate e le persone che sono qui in sala, che ringrazio vivamente. Arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci.